Lascio la parola al consigliere regionale Marino Finozzi. Grazie Eric, buonasera a tutti voi. Sposto un po' perché c'è un ritorno dagli altoparlanti. Prima Eric ha ricordato giustamente un appuntamento epocale per il Veneto, cioè il referendum sull'autonomia. Questo referendum è stato approvato in Consiglio regionale nella scorsa legislatura, nel 2014, assieme a un'altra legge, una legge che prevedeva un altro referendum, quello sull'indipendenza, che devo dire che non ci siamo dimenticati che l'indipendenza è comunque il nostro primo obiettivo come leghisti, perché questo è quello che vogliamo per il nostro Veneto, perché se oggi avessimo già l'indipendenza non avremmo più bisogno di chiedere a Roma cosa fate per questi sbarchi che ogni giorno ci portano clandestini sul nostro territorio, cosa fate per i nostri anziani che non trovano più pace per quanto riguarda la possibilità di avere la pensione a un'età adeguata, avere delle strutture adeguate alle loro esigenze. Non dovremmo più chiedere a Roma cosa fate per i nostri figli, perché potremmo deciderlo direttamente da noi. Ma il primo passo importante da fare è quello dell'autonomia. Qualsiasi realtà in Europa che oggi chiede di diventare indipendenti è passato prima per un percorso di autonomia. Noi questo lo dobbiamo ancora fare e questo referendum è un'occasione unica non per la Lega ma per i veneti. Pensate che per la prima volta in Italia si può fare un referendum su questo argomento, cioè sulla libertà di un popolo di poter essere più libero a decidere per le proprie sorti da sempre. Da quando c'è una nuova Costituzione mai in Italia è stato fatto un referendum di questo genere. Allora qualcuno mi chiede, ma il giorno dopo il referendum cosa succede? Nulla, nel senso non è che è il referendum che ci fa diventare autonomi, ma è il referendum che darà la forza a Zaia per chiedere l'autonomia che ci meritiamo. Perché senza questa partecipazione del popolo su questa iniziativa difficilmente Roma ci lascerà qualcosa. È una partita fondamentale per il nostro futuro, è una partita che ci darà la possibilità di rivedere completamente quelle che sono le strutture che ogni giorno il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della regione devono combattere per continuare a mantenere. Perché questa strategia di accentrare tutto verso Roma è in continua progressione. Vi ricorderete anche l'ultimo referendum che ci hanno chiesto di dare conferma o meno a una riforma della Costituzione che avrebbe spazzato via qualsiasi capacità del territorio di decidere per se stessi. Per fortuna i cittadini l'hanno capito e l'hanno bocciato. Ma è chiaro l'intenzione di questa politica romana di portare tutto verso se stessa. I comuni, fino a qualche anno fa, il comune aveva qualche possibilità di dare qualche risposta. Il buon Luca Restello oggi deve ogni giorno fare il diavolo a quattro per trovare non i soldi per fare le cose straordinarie, ma mantenere l'ordinarietà dei servizi di un comune. In pochi anni è stato prosciugati tutti i trasferimenti che erano prima destinati ai comuni, anzi oltre che portare via le risorse che dovrebbero tornare al territorio, mascherano per tasse locali, tasse che invece vanno a Roma. Ad esempio l'IMU, lo dice la parola, imposta municipale unica. Un cittadino normale dice, ma è una tassa che pago il comune. Palle! Sono tasse che vanno a Roma, nella tesoreria centrale di Roma, e poi qualche volta ritornano in parte al comune. Voi pagate l'IMU, mica lo pagate al comune? Va a Roma e poi forse ritornano. In regione sta succedendo la stessa cosa. Piano piano, mese dopo mese, Roberto lo sa perché ogni giorno deve fare i conti come assessore all'economia e allo sviluppo, di avere risorse a dare alle nostre imprese per continuare a lavorare, per continuare a mantenere posti di lavoro. Beh, ogni giorno il nostro vicepresidente Gianluca Forcolin ci dice, guardate che purtroppo hanno tagliato altri 10 milioni, altri 15, altri 20, altri 30, fino a 2010, per farvi un esempio, allora il bilancio della regione è circa 12 miliardi di euro, 8 miliardi e mezzo sono destinati alla sanità, tutto quello che rimane
è legato a quelle che sono le altre competenze regionali, dalla scuola, la viabilità, l'aiuto alle imprese, l'agricoltura, il turismo, la cultura, ma buona parte di queste sono spese fisse perché sono già destinate a questi servizi in maniera fissa. Quello che rimarrebbe libero per fare qualche intervento straordinario, per dare un contributo al comune, per chiudere le buche delle strade o sistemare una scuola o mettere a posto un asilo, non ci sono più. Nel 2010 di spesa libera, nel senso che quello che potevamo gestire per aiutare i comuni per fare qualche opera era di circa 200 milioni di euro. Bilancio del 2016, proiettato per il 2017, non c'è nulla. Siamo riusciti con grande difficoltà a trovare le risorse per fare il referendum. Qualcuno ci ha criticato, ma perché spendete i soldi per il referendum? Cavolo, se noi domani mattina fossimo in grado di portare a casa l'autonomia, non avremo più bisogno di andare in cerca di risorse, non avremo più bisogno di chiedere la carità per avere un servizio in più. Quindi il referendum è il momento storico per il Veneto perché possa fregiarsi di un'autonomia che da sempre chiediamo. Siamo l'unica regione in Italia che è circondata da regioni a statuto speciale. Da una parte il Trentino Alto Adige, dall'altra il Friuli, ci mettono ogni giorno di fronte alla differenza di essere una regione a statuto speciale e una regione a statuto ordinario. E il confine tra noi e il Trentino non sono i muri, le barricate, le recinzioni, a volte è una strada. Al di qua della strada una famiglia con un monoreddito non in grado di stare in piedi, quindi sono costretti ad andare a lavorare entrambi i genitori, quindi sono costretti a lasciare i bimbi o dai nonni o in situazioni così improvvisate e non sono in grado di tenere in piedi una famiglia come dovrebbe essere normale che una famiglia possa stare in piedi, come lo era fino a 10-15 anni fa, dove bastava che uno dei genitori andasse a lavorare e qualcuno poteva gestire la famiglia nel minimo modo possibile. Al di là della strada questo è possibile, perché? Perché il trasporto pubblico è gratis, perché il trasporto scolastico è gratis, perché la mensa delle scuole è gratis, perché i libri sono gratis, tutta una serie di aiuti che noi non abbiamo che fanno la differenza. Ecco perché non abbiamo ancora dimenticato quello che è il nostro obiettivo principale, quello di dare al Veneto finalmente la possibilità di gestire le nostre risorse, perché ricordo che ogni anno lasciamo alle casse romane 20 miliardi di euro rispetto a quello che tornano come contributi al territorio. Ogni anno ognuno di voi paga 4.000 euro in più di tasse rispetto a quello che riceve in servizi. Pensate cosa potremmo fare con 20 miliardi di euro all'anno in più. Solo la Pedemontana, per fare un esempio, costa 2 miliardi e mezzo. Voglio dire, quante pedemontane avremmo fatto senza dover fare project finance, senza dover chiedere ancora risorse ai cittadini, senza aspettare decine di anni prima di poter far partire un cantiere. Quante strade avremmo fatto, quante scuole avremmo sistemato, quante opportunità per le imprese avremmo potuto fare se avessimo avuto fin da inizio le opportunità che ha Trento, Bolzano o la regione Friuli. Ecco perché non siamo più in grado di aspettare. Quindi vi raccomando, come ha detto Eric Preto, non lasciamoci perdere questa occasione. Se perdiamo questa occasione, cioè che il 90% dei veneti va lì e fa una croce sul sì, avremo perso l'occasione per dare ai nostri figli un futuro diverso. Grazie.